Pronti? 1, 2, 3. Buono il secondo segnale e vediamo Zastavadaghi veloce a Numero scendere in 5, corda, Annie veloce Pan, anche Zagor MTT però che va al squalificato. suo attacco già sulla piegata, poi segue Tenor de Lun, passa intanto Zagor MTT che è partito velocissimo dalla corda praticamente della seconda fila del nastro. Ripetiamo, numero 5, Annie Pan, Squalifica invece per squalificato. Annie Pan che aveva chiuso favorita. E così in vantaggio Zagor MTT nei confronti di Zastavadaghi, Tenor de Lun e Axel Nib, mentre all'esterno c'è la progressione di Voldemort Nall. Annie Pan invece si toglie di mezzo essendo stata squalificata. Chiudono il gruppo i due penalizzati Boys Going In e Claire Magic. Intanto i 600 vanno via in 46,8 da parte di Zagor MTT che continua a guidare su Zastavadaghi e Tenor de Lun. Completamento del mezzo miglio iniziale. Ora un quarto in 31,5 per un totale di 1, 2, 3 per i primi 800 metri di gara con partenza da fermo. Sta andando quindi via a buona velocità Zagor MTT che completa il chilometro d'un fiato in 1,18. Zastavadaghi si mantiene a un paio di lunghezze abbondanti, in terza posizione c'è Tenor de Lun che accenna a spostare all'esterno. Quando siamo a un giro dalla conclusione gli altri non riescono a tenere il ritmo e i due penalizzati ovviamente sono ancora molto lontani nelle ultime due posizioni. Intanto Zagor MTT in vantaggio, Tenor de Lun ha spostato su Zastavadaghi, la affianca e la sopravanza parzialmente a 600 dal palo. Più indietro c'è Axel Nib, cavalli a 500 dalla conclusione, sempre condotti da Zagor MTT. Passa in seconda posizione Tenor de Lun che ha scavalcato Zastavadaghi e siamo al paletto dei 400 metri conclusivi con in vantaggio sempre Zagor MTT e Nicola Del Rosso. All'inseguimento c'è Tenor de Lun con Filippo Monti. Cavalli al completamento della curva conclusiva. Zagor MTT mantiene due lunghezze abbondanti di vantaggio su Tenor de Lun, entra in testa e addirittura d'arrivo e a 100 dalla conclusione consolida il proprio vantaggio, viene a concludere netto vincitore Zagor MTT con Nicola Del Rosso, secondo posto per Tenor de Lun e Filippo Monti, al terzo con grande spunto finale finisce Eclair Magic con PG Michelotto 1.17.9, il ragguaglio conclusivo per Zagor MTT che Nicola Del Rosso ha portato al comando in 200 metri per poi fare corsa per proprio conto. Non è mai stato in discussione praticamente il risultato, soltanto Tenor de Lun ha provato nel finale ad avvicinarlo, ma ha dovuto accontentarsi del secondo posto e quindi il trofeo Gentleman for Life 2022 lo vince Nicola Del Rosso con Zagor MTT. Il training è di Lorenzo Baldi per conto del signor Giancarlo Minotto. Rivediamo le fasi conclusive, il bel primo piano per Zagor MTT in corsa di testa, Nicola Del Rosso, Gentleman for Life 2022. Se lo aggiudica il gentleman toscano.